Questa trasmissione è offerta da Pet Solution. Bentornati a Economai FVG, la trasmissione di Telefriuli dedicata agli approfondimenti dell'economia, la mia, la nostra economia, l'economia delle imprese, delle famiglie, delle persone del nostro territorio. Recovery Fund. Oggi parliamo di un tema di strettissima attualità. Avevamo cominciato nella puntata precedente cercando di capire come le piccole e medie imprese della nostra regione si stanno preparando a questa occasione storica. Oggi cerchiamo di capire in che modo i fondi, gli interventi, i progetti del Recovery Plan impatteranno sul territorio, sulle comunità della nostra regione. Cosa cambierà? Come cambierà? In che modo le comunità, i comuni, le strutture, le regioni, le pubbliche amministrazioni riusciranno a cogliere o non cogliere questa opportunità. Cercheremo anche di capire in che modo il territorio, le sue articolazioni territoriali, in primo luogo la regione, è riuscita a far pesare, a introdurre proprie idee, propri progetti all'interno del piano del governo per il rilancio e la resilienza. Abbiamo due ospiti. Barbara Zilli, che è l'assessore regionale alla finanza della regione Friuli Venezia Giulia ed è la persona che ha l'onere e l'onore di tradurre le istanze del territorio a livello centrale ed europeo. Grazie per essere qui e per aver accolto il nostro invito. Grazie a voi per l'occasione, buonasera a tutti. E siccome questa volta vogliamo tentare un approccio a questi temi di carattere politico e istituzionale, abbiamo pensato di invitare anche il segretario regionale del PD, nonché consigliere regionale, Cristiano Sciaurli. Grazie dell'invito. Grazie a lei per essere qui. Perché strettissima attualità? Perché entro il 30 aprile bisognerà definire le proposte dell'Italia per l'utilizzo dei fondi europei per la ripartenza. Un piano era stato già preparato negli mesi scorsi, il governo Draghi lo ha profondamente, secondo alcuni, parzialmente secondo altri, modificato, ma da 2 o 3 giorni circola una bozza del nuovo piano per il Recovery Fund. Vediamo il servizio. «487 pagine, 6 missioni e 191 milioni e mezzo di euro, con tanto di obiettivi, tempi, costi e tabelle dettagliate. È la bozza del Recovery Plan del governo Draghi. Nulla di ufficiale, ovviamente, dal momento che la versione definitiva è attesa per il prossimo 30 aprile, ma molto di più di semplici indiscrezioni, sulla base delle quali sicuramente si può dire che c'è stato un cambio di passo, se non altro perché le 167 pagine della bozza del governo Conte, quella presentata il 12 gennaio per intenderci, sono diventate 487. Nella bozza sono confermate le 6 missioni ed è confermata anche la centralità di digitalizzazione e rivoluzione green, ma anche della riforma della pubblica amministrazione, delle grandi infrastrutture, dell'educazione, della ricerca e della sanità. I soldi a disposizione saranno un po' meno del previsto, 191 miliardi e mezzo appunto, e i primi arriveranno solo alla fine dell'estate. La maggior parte, 127 miliardi, saranno prestiti, ma il resto sarà costituito da trasferimenti dall'Unione Europea. Il 70% dovrà essere speso entro il 2022 ed entro il 2026 gli interventi dovranno avere la parola fine. Una montagna di soldi, insomma, senza precedenti nella nostra storia recente, ma anche una sfida senza precedenti. L'obiettivo? Arrivare a un paese fuori dalla crisi più forte, più prospero, più sostenibile e più moderno ed efficiente. In questo scenario la domanda è semplice. Noi dove siamo? Noi Friuli Venezia Giulia. Il 10 di
dicembre dello scorso anno la Regione ha predisposto un piano di azioni, ha individuato delle linee di azioni e dei progetti per una cifra molto importante, oltre 10 miliardi di euro. Barbara Zilli è qui stasera con una bella sorpresa perché ha fatto un'analisi dettagliata, e questa è la novità vera della bozza presentata da Draghi, i dettagli, ha fatto un'analisi dettagliata per capire che ruolo ha il Friuli Venezia Giulia in questa nuova bozza. In che modo ci siamo? Sì, la Regione c'è, è importante premettere che questa bozza informale che sta appunto circolando negli ambienti parlamentari contiene delle novità rispetto alla precedente che secondo me vanno individuate con chiarezza. C'è il binomio necessario di investimenti e riforme. Come richiede l'Unione Europea nel Recovery Plan, il governo Draghi ha cercato quindi di declinare il più possibile la necessità di coltivare e costruire questo binomio, che è importante per rispondere in maniera corretta alle richieste dell'Europa ed è importante al tempo stesso per modernizzare definitivamente con questa occasione il nostro Paese. È chiaro e evidente che le risorse che sono in campo sono tantissime, è altrettanto vero che i tempi per la loro rendicontazione, quindi perché siano spese e chiuse tutte le procedure burocratiche, sono altrettanto strettissimi, perché parliamo appunto della chiusura definitiva entro il 2026. Quindi noi ci troviamo come sistema Paese a doverci confrontare con riforme che devono essere fatte. Penso soltanto alla pubblica amministrazione e quindi al sistema delle gare pubbliche, degli appalti, e questa è una sfida nella sfida che il Paese deve assolutamente affrontare e vincere. La nostra Regione c'è nella bozza che sta circolando, che è un documento in via di completamento, dove noi stiamo facendo ulteriori pressioni affinché ci siano ulteriori opere e interventi a vantaggio della nostra Regione, ma c'è su diverse direttrici. Quella culturale per quanto attiene e turistica per quanto attiene il rilancio del Porto Vecchio di Trieste dal punto di vista della sua prospettiva appunto di investimento culturale. Assessore, la interrompo solo per dire turismo. che quello che lei sta dicendo, cioè quando Sì. dice Porto Vecchio, è uno dei progetti presentati all'interno delle linee strategiche di dicembre ed è esplicitamente citato nella bozza che sta circolando. Sì, allora, noi abbiamo richiesto ovviamente in quel panorama di proposte di intervento che valeva oltre 11 miliardi di euro, abbiamo fatto una raccolta sistematica ma veloce, perché i tempi che ci sono stati dettati al tempo dal governo furono veramente schizofrenici, di tutte le esigenze e i fabbisogni del nostro territorio. In quella prima bozza c'era il porto di Trieste più che altro inteso come porto all'interno del sistema portuale. Su Porto Vecchio invece come rilancio culturale, come luogo appunto da rilanciare da questo punto di vista per il suo patrimonio culturale, questa rappresenta una novità. Come rappresenta una novità, sempre restando nell'ambito culturale e turistico, questa spinta seria alla valorizzazione del turismo lento, di cui la nostra regione è una portabandiera, e quindi la valorizzazione dei borghi più belli d'Italia e quindi di Regione Friuli Venezia Giulia avrà un finanziamento ad hoc all'interno degli 8 miliardi destinati a questa missione, ma anche il potenziamento delle reti ciclabili e dei cammini e viene specificata in modo chiaro la rete ciclabile che parte da Venezia e arriva a Trieste, quindi che lambisce tutta la costa della nostra regione con un potenziale turistico sicuramente di grande impatto. Poi vi sono... Di grande impatto e di grande valenza soprattutto in questo momento storico. Il turismo Sì. è uno dei settori che sta soffrendo di più. Sì, e il turismo vicinale ovviamente ha una grande occasione di riscatto per effetto della pandemia. C'era già un cambiamento da parte delle persone per andare a ricercare mete turistiche che non fossero così sovraffollate piuttosto che commerciali negli ultimi anni. Con la pandemia ovviamente c'è una ricerca ancora più spinta verso questo turismo che ti offre delle emozioni diverse oltre alla spiaggia piuttosto che alla città d'arte, ma ti dà un panorama più completo anche con l'enogastronomia. Su queste due novità, poi vediamo le altre. Sì. Sentiamo un attimo Sciaurli.
Sulle novità rispetto Queste al due, sì. il dettagliato della bozza che circola, io credo che siano sostanzialmente positive per la nostra regione, penso a Porto Vecchio, ma penso anche allo sviluppo portuale in senso ampio, no? Per la logistica e le prospettive di sviluppo di tutto il territorio regionale. Quello che credo ancora manchi, e credo che manchi anche alla Regione. La Giunta ha fatto sicuramente una sua proposta, lecitamente. Io penso che però siamo di fronte a una sfida epocale, storica. Forse solo dopo il dopoguerra e ahimè in questo territorio dopo il sisma abbiamo avuto di fronte una sfida di questa portata. Abbiamo risorse che sono diciamo circa 200 miliardi quelli del Next Generation Fund, del Recovery Fund, ma arrivano quasi a 400 se ci mettiamo gli altri interventi europei, 400 miliardi di euro. Ci giochiamo il futuro dell'Italia. Allora io penso che in un momento come questo, lo dico da consigliere regionale, il nostro unico impegno dovrebbe essere quotidianamente quello di confrontarci con territorio, con rappresentanze, per mettere in campo un'idea di sviluppo della regione che abbia la capacità di tenere insieme tutti i territori, perché abbiamo visto che nel dettagliato alcuni elementi concreti ci sono, ma ahimè, mi dispiace dirlo così, e non lo dico in termini antagonistici, riguardano molto l'area giuliana e molto meno l'area friulana. Io penso invece che l'ambizione che dobbiamo avere è sederci attorno a un tavolo, ascoltare tutti, e io mi immaginerei in un momento come questo il Consiglio regionale permanentemente convocato su questi temi. Non abbiamo altro da fare di più importante. Non c'è nient'altro di più importante in questo momento di ascoltare le categorie, le rappresentanze sindacali, gli operatori economici e con loro concordare le prospettive di futuro della nostra regione. Che sia un momento storico, è vero. Zilli. Sì, sono molto d'accordo, ma infatti il Presidente del Consiglio regionale, raccogliendo una mozione bipartisan di qualche mese fa, ha avviato dei tavoli di confronto con, non solo con i gruppi politici in seno all'assise legislativa, ma anche con le parti sociali, e proprio la prossima settimana avremo occasione di confrontarci ulteriormente su questa bozza di piano e anche sulle proposte che arrivano dal territorio. Io stessa ho in cantiere anche diversi incontri con le parti sociali per i prossimi giorni, perché fino ad oggi non c'era un documento sul quale poter di nuovo sedersi e valutare le proposte che arrivano dal governo centrale. Che una questione però per entrambi, sì. Una questione per entrambi. Il 30 aprile il documento, il piano deve partire, ma ci sono ancora i tempi per queste azioni sulle quali peraltro siete concordi? Sciaurli. Mi verrebbe da rispondere con una parafrasi che faccio con molta umiltà, no? Non chiederti quello che il tuo paese può fare per te, no? Chiediti quello che puoi fare tu per il tuo paese. In un momento come questo noi dobbiamo essere prontissimi, dobbiamo essere in grado di lavorare anche 24 ore se serve per dare delle risposte. Perché dico questo? Perché siamo una regione di 1.200.000 abitanti, relativamente periferica, lo sappiamo, ahimè, a volte anche poco ascoltata. Allora noi abbiamo una straordinaria opportunità in questo momento. Siamo la regione forse più europea. E questo è il punto. Quello che può, con un piano reale, strategico, che guarda questo territorio, andare a Roma a dire: noi abbiamo parlato con la Carinzia, abbiamo parlato con l'Austria intera, con la Slovenia, per un piano di rilancio del nord-est italiano. Se invece, e poi io davvero chiudo, ci accontentiamo di raccogliere i progetti che ci arrivano dai territori, perché ne ho visti io, li avrei visti Barbara Zilli. Adesso ogni sindaco, ogni amministratore locale pensa di avere il progetto migliore da mettere sul Recovery Fund. Quindi arrivano richieste e tutti pensano che il loro problema si possa risolvere con il Recovery Fund. Io penso che la Regione deve avere un ruolo di coordinamento per dire: noi abbiamo una visione che tiene insieme Udine, Trieste, Pordenone, lo sviluppo di un'area che guarda l'Europa e che può essere strategica e ci permette di andare a Roma con autorevolezza guardando negli occhi i ministri. Se andiamo con un elenco di progetti, credo che non saremo molto ascoltati. Questo è un tema che vedremo dopo, il protagonismo dei territori e delle istituzioni del territorio. Zilli, c'è il tempo per tentare, intanto mi fa piacere sottolineare questa, come dire, unanimità di vedute sul piano della strategicità e della visione. Giochiamo il futuro, quindi guai se ci dividiamo su Ma questo. c'è il tempo, Zilli? Allora, è molto stretto, perché credo che ne abbiamo perso parecchio in passato. Questo è il punto. Però c'è.
e io sono convinta che un'azione di questa portata può avere dei risultati validi e soprattutto duraturi nel tempo solo se c'è una condivisione con i territori, una condivisione con coloro i quali dovranno essere i soggetti attuatori di tutte queste opere e di queste riforme. E quindi mi aspetto che al netto delle prerogative che ha il governo nazionale ci sia una partecipata attività con le autonomie territoriali al fine di dare a ognuno il proprio ruolo per far crescere questo Paese. Ci fermiamo solo per qualche istante perché poi proseguiremo con l'analisi dell'assessore Zille per andare a vedere che cosa è stato inserito nella bozza del Recovery Plan e che riguarda il Friuli Venezia Giulia. Recovery Fund, stiamo tentando di capire che cosa c'è del Friuli Venezia Giulia nella bozza del governo Draghi che sta circolando da venerdì scorso e che dovrà essere pronta per il 30 d'aprile. L'assessore Zilli ha fatto un'analisi puntuale sui contenuti di questa bozza, ci ha riferito già di 3 elementi importanti: il porto commerciale di Trieste che era già nella bozza del governo Conte e 2 novità assolute che riguardano l'inserimento del Porto Vecchio e dei borghi, del turismo lento, dei borghi della nostra regione, delle piste ciclabili. Infrastrutture. Cosa c'è che riguarda le infrastrutture della regione? Prima Sciauli parlava di una regione isolata. Riusciamo a prevedere qualcosa di significativo? Sì, c'è un focus dettagliato alla nostra regione perché si fa riferimento ai collegamenti nazionali, soprattutto in ambito ferroviario, con la parte orientale europea e quindi si prevede appunto il collegamento Bologna-Venezia-Trieste-Udine con i valichi di frontiera che sia rafforzato e migliorato e questo per noi è una buona notizia. Come dicevamo prima, lo diceva il collega Sciauli, la nostra regione è la più europea, io sono molto d'accordo da questo punto di vista, nello scacchiere nazionale ed ha necessità di dare una spinta ai trasporti, alla logistica, a tutto questo sistema di reti che non sono soltanto il Brennero ma devono essere anche il valico di Tarvisio per quanto attiene il passaggio delle merci dal porto di Trieste al cuore dell'Europa. Noi ci crediamo profondamente e credo che questa indicazione possa comunque essere un elemento sul quale costruire un percorso con il Ministro al fine di dettagliare il programma. È chiaro che oltre a questo ci sono altri interventi sulla transizione verde che riguardano appunto l'installazione di stazioni di rifornimento ad idrogeno su tutta la linea autostradale che da Torino arriva a Trieste, elemento anche questo importante per abbattere i risultati negativi che abbiamo in termini di emissioni di anidride carbonica e simili ed è importante per raggiungere gli obiettivi che l'Europa ci sta dando, che sono l'Agenda 2030 e anche la neutralità climatica nel 2050, elementi che comunque sono oggetto di grande attenzione e sensibilità da parte dei nostri imprenditori, da chi opera nel servizio della logistica e dei trasporti, che richiedono con grande forza alla Regione di fare degli investimenti per poter acquistare mezzi di trasporto, per poter rifornire le loro merci sulle linee ferroviarie. C'è un riferimento anche alla ferrovia Udine-Cividale per il miglioramento della tratta anche dal punto di vista della fruibilità delle persone e poi abbiamo tutti gli interventi che sono contenuti nelle grandi missioni dalla transizione digitale all'Europa sostenibile che vedremo più verde. dopo. Sì. Non so se vuole aggiungere qualche altro dettaglio, perché ricordiamo tutte le cose che ha citato sono appunto contenute nella bozza. Per esempio, quando parla del Brennero c'è un riferimento esplicito in una nota alla Trieste di Vaccia, questione antica che forse dovrebbe trovare soluzione. Sciauli, c'è un dubbio. Non è che si tratta di progetti già esistenti che vengono a questo punto solo finanziati? Beh, mi ha anticipato, nel senso che adesso io non voglio annoiare i telespettatori, però è chiaro che il Recovery Fund ha dei vincoli molto forti. Oltre il 50% delle risorse devono essere utilizzate per la transizione verde e per la transizione digitale e il 70% deve essere speso entro il 2023. Quindi credo che il governo, ma devo dire in maniera anche oculata e intelligente, abbia deciso di utilizzare parte
buona parte delle risorse del Recovery Fund per finanziare progetti già in essere, sostanzialmente. Quindi il potenziamento delle nostre linee ferroviarie, anche di carattere transfrontaliero, la velocizzazione da Trieste, Udine, Venezia, anche il raddoppio della ferrovia Udine-Cervignano, sono progetti che sono già progettati e già finanziati, verranno probabilmente coperti con risorse da Recovery Fund. Benissimo, è importante che questi progetti vadano avanti. Io penso che la nostra sfida sia quella di mettere vicino a queste scelte già fatte, a questi assi strategici già messi in campo, anche delle scelte innovative, anche delle scelte che qualifichino la nostra regione e anche la storia della nostra regione. Faccio un esempio molto concreto per capirci. Io l'ho detto più volte, l'ho detto anche al Presidente Fedriga, noi abbiamo subito per 70 anni le servitù militari, siamo stati la regione più militarizzata d'Europa, oggi quei confini non ci sono più, abbiamo decine e decine di aree, migliaia di ettari ancora da recuperare, sia dal punto di vista della messa in sicurezza, ma anche dal punto di vista della capacità di renderle fruibili, e potrebbero essere dei grandissimi volano di sviluppo sia per le nostre imprese, per le nostre università, ma anche per il ritorno alla natura, dove non si potesse ovviamente recuperarli e riportarli ad essere motore di crescita. Io penso ad esempio che su questo siamo una regione che ha una peculiarità che altri non hanno. Cioè il recupero delle aree dismesse, militari e non solo, che abbiamo subito per 70 anni, potrebbe essere una richiesta, e addirittura con i nostri contermini, penso alla Slovenia, penso all'Austria, che hanno comunque criticità e anche opportunità simili, potrebbe essere una richiesta che chiediamo al Paese. Potremmo questa regione dire una volta: abbiamo subito, abbiamo dato, per favore aiutateci a recuperare quelle aree e a riportarle e ad essere motori di sviluppo per questo territorio. Zilli. Su questo c'è la Commissione paritetica che ha un ruolo fondamentale nella definizione del passaggio dalle proprietà dallo Stato all'attribuzione alla Regione. È un tema questo molto sentito, molto diffuso da parte delle amministrazioni comunali, perché non c'è comune in Regione che non abbia un sito militare dismesso, una caserma degli Alpini non più operante, e questa situazione ovviamente è all'attenzione, lo è stata fin dall'inizio di questa giunta, come devo dire lo era anche della giunta precedente, per cui tutto si rischia però di incagliare nei passaggi che ci sono in questa cerniera, che è la Commissione paritetica, è un organo politico istituzionale che è composto da parte regionale e parte governativa, che ha il compito di spingere affinché ci siano poi queste attribuzioni alla Regione. Non è semplice, purtroppo è questo il tema vero, cioè la necessità, e poi torno anche sulle competenze della Regione, di velocizzare, di rivedere profondamente l'architettura della nostra legislazione, anche regolamentare, è fondamentale perché funzionino i progetti. Poi sulla rigenerazione urbana noi ci siamo, ci sono in quegli 11 miliardi di progettualità che abbiamo proposto al governo Conte 2 a dicembre, ci sono molte iniziative che hanno ad oggetto la rigenerazione urbana, e devo dire che molti comuni della nostra regione hanno colto questa necessità e oltre a proporci la progettualità l'hanno anche saputa portare in seno alla programmazione europea futura. La interrompo solo per ricordare un numero, sì. Sono 29 miliardi e mezzo sulla rigenerazione urbana e sulla qualificazione green degli edifici, cioè 29 miliardi e mezzo, è una manovra finanziaria, più di una manovra finanziaria. Proprio per però questo, poi devo fare una domanda a entrambi. Mi verrebbe da dire, se non usiamo adesso è difficile pensare poi che queste opportunità ci ricapitino. No, non capiteranno mai più. Questo io è ho fatto il sindaco, Barbara ha fatto l'amministratrice locale, sa benissimo che magari poi arriveranno ai comuni quei beni, ma i comuni non avranno mai le risorse per riqualificarle o per metterle in grado di dare magari una potenzialità di sviluppo al territorio. Quindi questa è l'occasione, secondo me, anche per dare un segnale che questo territorio ha una visione e ha anche un'idea innovativa. Io penso che ci permetterebbe, poi davvero chiudo, di evitare anche un po' quello che è la mia grande paura, l'ho detta prima, che ognuno pensi al suo piccolo progettino. Sì, cioè, la Regione faccia un progetto che dice Cividale con le sue aspettative per il recupero della Francescato, Udine con le sue
tantissime situazioni che potrebbero magari andare a sviluppare anche il nostro polo universitario, si mettano insieme e pensino insieme un progetto di rigenerazione per il nostro territorio. Sa qual è la mia perplessità più grande? La capacità di farsi ascoltare dal governo, perché queste idee, questa visione deve trovare un interlocutore disposto prima ad ascoltare e poi a farle proprie. Mi permetta solo di fare il romantico un attimo, no? Chi viene da un territorio al confine come me vede che da una parte all'altra di una stessa vallata ci sono le vecchie infrastrutture militari italiane e slovene. Potrebbe essere anche uno straordinario momento per dire all'Europa, proprio perché sono fondi europei, che pensiamo insieme a un progetto di recupero e di sviluppo in quest'ottica. E in questa difficoltà, Zilli, ricordiamo che ci sono, guardiamo il cartello numero 6, se è possibile, ci sono 3 tavoli, 3 luoghi istituzionali per farsi ascoltare: la cabina di regia centrale per il Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza, il Comitato per la Transizione Digitale, il Comitato per la Transizione Ecologica. Che ruolo abbiamo svolto a questi 3 tavoli finora come Regione? Allora, sulla cabina di regia centrale per il PNR, la Conferenza delle Regioni ha individuato i presidenti delle commissioni di merito, quindi affari finanziari e quello relativo agli affari europei, con l'aggiunta anche di Bonavitacola della Campania per tutta l'attività relativa alle infrastrutture, come soggetti che in qualche modo erano i collettori delle proposte delle regioni nel raffronto con il governo. C'è stata un'audizione recente al Senato, alla quale ho partecipato anch'io come uditore, dove abbiamo nuovamente portato la voce di tutte le regioni, senza con la distinzione Presidente Tesei, le vediamo vediamo dopo. Sugli altri 2 invece strumenti che sono molto più di carattere, sono concreto. 2 comitati tecnici, sono di parte governativa questi comitati, quindi le regioni hanno non un ruolo attivo, ma sono come soggetti che vengono ascoltati ma non da protagonisti. E qui appunto per scelta della Conferenza Stato-Regioni e delle regioni c'è stato un approccio metodologico per cui i rappresentanti delle regioni che sono presidenti delle commissioni di merito siedono anche nell'interlocuzione con il governo su quei temi. Lei ha studiato la bozza, 487 pagine, Sì. ricordiamo. La Regione è stata ascoltata a questi tavoli e questo ascolto, secondo lei, in che misura è riuscito a tradursi in fatti concreti all'interno di questa bozza? In buona sostanza, è soddisfatta di quello che avete portato a Roma e di quello che ha ritrovato nella bozza? Allora, penso che oggi sia il momento di poter avanzare delle ambizioni ulteriori, perché noi viviamo una crisi senza tempo e penso che la nostra regione paghi anche un altro grande danno, che è il fatto che siamo tra le regioni italiane quella che fa meno figli, quella che ha zone periferiche spopolate molto importanti, per cui guardo al PNR con rispetto, ma credo che sia un lavoro che deve essere completato, anche grazie all'azione cui facevamo cenno prima di utilizzo dei fondi europei, della programmazione 21-27, per la quale sto lavorando con il partenariato a costruire delle proposte nuove rispetto alla programmazione precedente, perché è cambiato il mondo e cambierà, ma anche con le risorse del bilancio regionale e dico per i comuni dei bilanci comunali, perché ognuno di noi deve saper fare la propria parte. Noi nella finanziaria che abbiamo licenziato a dicembre abbiamo fatto un altro piano di investimenti importante, quindi le risorse che la Regione può giocare ci sono, c'è la necessità di una valutazione complessiva di quali interventi devono trovare allocazione negli strumenti a seconda della loro necessità di rendicontazione e dell'efficacia. E anche qui, guardi, è un lavoro che non è facile, perché anche all'interno della macchina regionale è difficile far cambiare delle impostazioni di lavoro ai funzionari che sono oggi, abituati. Far cambiare passo.
Sì, ma o lo facciamo adesso oppure i nostri figli e nipoti, che da mamma lo dico, pagheranno già un prezzo altissimo in termini di scostamenti di bilancio che quotidianamente vediamo vengono proposti al Parlamento italiano, non avranno neanche le ragioni per rimanere qui. Un tema che rimane fondamentale è fare in modo che il nostro territorio possa continuare ad essere popolato, possa continuare ad avere delle realtà che vivono anche periferiche. L'abbiamo dimostrato durante la pandemia, è una sfida che dobbiamo saper cogliere, sì, ma in maniera strutturale. Per cui, guardi, la riforma della casa, io l'ho chiesto al collega Pizzimenti assieme al collega Zanier con grande forza, deve mettere delle risorse importanti che ho accantonato in finanziaria per sostenere chi vuole comprarsi casa o ristrutturare casa nelle aree periferiche della nostra regione, che sono quelle di svantaggio socio-economico, ma che sono la maggior parte del territorio regionale. Poi tutte le infrastrutture che noi saremo capaci, pescando dal PNR, pescando dal bilancio regionale, pescando dalla programmazione europea, di realizzare, saranno un contorno per sostenere la vitalità della nostra regione. E dice bene Sciaurli, e sa che la penso come lui su questo. Noi non siamo un'isola chiusa in questi confini, noi abbiamo rapporti virtuosi con la Slovenia e con l'Austria, che hanno sistemi fiscali e anche di carattere legislativo, chiedo scusa, molto più snelli rispetto a noi. Dobbiamo portare al tavolo di Roma l'esigenza di cambiare la legislazione fiscale, gli adempimenti burocratici per fare attività e fare impresa qui e sostenere le famiglie che vogliono crearsi un futuro nonostante questa incertezza e quindi favorire la maternità delle nostre giovani mamme, delle nostre giovani donne. C'è un punto sul quale vi trovate, un comune denominatore, bisogna essere ambiziosi in questo momento. Sciaurli, siamo d'accordo, siete d'accordo? C'è un punto su cui sono assolutamente d'accordo con Barbara Zilli ed è quello che la sfida richiede ambizione e attenzione, e coinvolge e richiede ambizione da parte di tutti. Significa da parte della politica che deve assumersi le sue responsabilità, ma anche da parte della pubblica amministrazione, anche da parte delle rappresentanze, anche da parte dei settori industriali piuttosto che sindacali. È una sfida che riguarda tutti e guardate, ce la giochiamo e dobbiamo giocarcela fino in fondo. Su questo sono assolutamente d'accordo. C'è una cosa su cui non sono completamente d'accordo, nel senso che, o meglio, se dovessi stare alle parole che ho sentito di Barbara Zilli adesso, ne esco rincuorato e ne esco sicuramente più fiducioso. È chiaro che noi abbiamo un problema gigantesco che è quello demografico, che è quello della natalità, che è quello del rilancio anche in questo settore del welfare, chiamiamolo così, dello Stato sociale nella nostra regione e delle misure per lo Stato sociale nella nostra regione. Devo dire che mi aveva colpito, credo di averglielo già detto a Barbara, che nella bozza che noi abbiamo presentato a Roma, nei famosi 10 miliardi che abbiamo chiesto a Roma, non ci fossero minimamente citati gli assi 5 e 6 del Recovery Plan nazionale, che sono quelli che riguardano proprio istruzione, ricerca e inclusione e coesione. Facciamoci aiutare dal cartello numero 1, esatto, così possiamo ragionare concretamente. In cui nella bozza nazionale, se voi andate a guardare le famose 400 pagine, le prime bozze che cominciano già a dettagliare, nel 4 già si parla ormai di asili nido, di servizi all'infanzia, e nel 5 si parla di parità di genere e di sfide per i giovani e di affrontare le nuove fragilità che spesso il Covid, ahimè, ci metterà di fronte. La interrompo solo per avvalorare... Ha ragione Barbara, ma vicino alle infrastrutture teniamo presente che avremo nuove fragilità e nuove emergenze da affrontare e quelle risorse europee saranno fondamentali anche per avere uno Stato sociale che ci permetta di non lasciare nessuno indietro. Io voglio andare sul concreto, proprio sul terreno che lei ha indicato, perché su questo asse c'è una cifra anche qui incredibilmente alta, 28 miliardi e mezzo, per quello che sono riuscito ovviamente a interpretare della bozza, ma soprattutto, e questo è l'aspetto sul quale richiamerei la vostra attenzione, c'è un richiamo fortissimo agli ITS che non c'erano nella prima bozza, settore nel quale il Friuli Venezia Giulia sicuramente ha da dire la sua. Sciaurli. Ci sono 28 miliardi e mezzo, di cui circa 4 già sostanzialmente impegnati su progetti già in essere. E ce ne sono altri 25 più o meno sull'inclusione e la coesione, quindi parliamo di 50 miliardi di euro.
e lo dico ai telespettatori, non di milioni, di miliardi di euro, nel senso che sono risorse che possono cambiare anche davvero le prospettive future dei nostri istituti tecnici, sicuramente superiori, ma anche la capacità nostra di far valere una delle cose che ci diciamo sempre e che tante volte non riusciamo neanche noi stessi ad apprezzare. Siamo la regione italiana con il più alto numero di ricercatori per abitante. Abbiamo puntato in questi anni moltissimo sulla ricerca, sull'università, sulla specializzazione. Dobbiamo trasformare questo investimento finalmente in qualcosa che dia esiti concreti e di crescita per le nostre famiglie e anche per i nostri settori. Ad esempio, apro una bellissima parentesi, io credo che le nostre università, se vogliamo le nostre 3 università, dovrebbero avere in questo momento un ruolo centrale anche nell'individuare alcuni progetti che ci aiutano a dare forza alle nostre idee e a confrontarci con il governo. Perché noi ci diciamo sempre che le università sono al servizio del territorio. Questa è l'occasione per dimostrarlo. Sì, Questa è l'occasione per dimostrare che gli atenei, il mondo accademico, dà una mano al territorio, alla politica e giustamente viene coinvolto per mettere in campo le idee migliori per il futuro della nostra regione. è vero. Diverso è la questione che riguarda, ci sono le risorse del SURE, ma ci sono altre risorse importantissime, penso a quelle sugli asili nido, penso a quelle che possono aiutare la genitorialità e anche la parità di genere, che in questo momento dobbiamo assolutamente mettere in campo. Zilli. Sì, sono d'accordo, ma nel PNR che appunto sta entrando nel dettaglio con tutte queste progettualità che abbiamo cercato di sintetizzare oggi, viene anche menzionato un centro nazionale di informatica quantistica ed alta tecnologia, che io spero che ci sia l'ambizione, ma sicuramente c'è, ma che ci sia anche la conferma che questo centro potrà avere sede in Regione Friuli Venezia Giulia. Ma c'è già una mozione approvata nel Consiglio Comunale di Udine sul tema. E noi siamo appunto una delle, tra le regioni non solo italiane ma europee più innovative. Ricordo che con il progetto Interreg Italia-Slovenia siamo stati premiati per questo e credo che sia proprio la conferma di come il dinamismo della nostra regione debba essere sostenuto con attività di formazione dei nostri giovani, attività di formazione dei nostri lavoratori, quindi non soltanto dal punto di vista degli studenti e delle università ma anche nelle sedi d'azienda. E qui credo che da Confindustria, Confartigianato ci sia una grande sensibilità e la voglia di investire per cogliere questa occasione. I fondi arriveranno. Dobbiamo essere pronti e capaci di avere delle progettualità, perché è chiaro che dopo l'adozione da parte dell'Unione Europea del Piano Nazionale di Ripartenza e Ripresa del nostro Paese, accompagnato dal Piano Nazionale delle Riforme, cui noi abbiamo mandato un contributo questa settimana, dobbiamo poi tornare indietro, no? Il progetto deve tornare al governo italiano, che dovrà aprire il confronto con i soggetti attuatori, che sono anche potenzialmente coloro i quali, regioni, autonomie locali e parti sociali, possono arricchire quei progetti con ulteriori risorse, con ulteriori destinazioni, quindi di idee, di progettualità per il nostro futuro. Ma è questo il punto, secondo me, perché lo avete detto entrambi, però vorrei focalizzarlo meglio, estrapolare e metterlo bene in evidenza. Questi fondi non sono gli unici a disposizione. È assolutamente indispensabile avere una visione d'insieme del territorio, una visione che consenta di dare una identità e un ruolo preciso a questo territorio. Secondo me la responsabilità è della Regione. Zilli. Secondo me è di tutti, la Regione appunto è a capo degli enti locali e deve però saper poi quando interpretare. si dice tutti si dice nessuno. No, cioè, è di tutti gli attori poi vediamo gli errori da non commettere. Noi non ci tiriamo indietro, anzi abbiamo l'ambizione di poter fare delle proposte che abbiano senso. L'abbiamo, credo, dimostrato, come le dicevo prima, già nell'ulteriore destinazione di risorse importanti in termini di investimento ricorrendo a mutui nell'ultima finanziaria. Sono segnali che vogliamo dare di fiducia e di crescita per il territorio e vogliono avere anche un effetto leva rispetto a tutto il comparto produttivo della nostra regione, la manifattura che non riesce a tenere oggi, il fatto che la nostra regione, guardando soltanto i risultati, guardi, ieri il Sole 24
24 ore ha offerto uno spaccato drammatico, ha detto che la nostra regione è seconda soltanto alla Sardegna per quanto riguarda dati negativi in ordine agli imponibili registrati dalle fatturazioni elettroniche. Allora ci sono tanti campanelli di allarme. Sì, ma no, tra i sistemi che vengono presi in analisi c'è un dato negativo del 12% della manifattura regionale, come un dato che è davvero allarmante di crollo totale dei consumi, quindi dell'utilizzo anche dell'energia, dell'acqua, del gas, eccetera. E questo sistema ci fa capire, da una parte, che c'è una grande prudenza rispetto a uno scenario di incertezza, d'altro canto che questa prudenza deve avere come contraltare da parte dell'azione pubblica, dell'amministrazione pubblica, investimenti, dare fiducia e favorire, perché la liquidità c'è nelle banche, le banche scoppiano di liquidità e noi siamo ovviamente delle formiche per cultura proprio in questo territorio, ma c'è la necessità di sostenere gli investimenti per dare una linea di quelle che saranno le strategie del futuro. Qui la Regione vuole esserci come garante anche della speranza legittima che dobbiamo avere nel migliorare il nostro sistema. Ci sono le indiscrezioni sulla liquidità, sui conto correnti delle banche di questa regione che se saranno confermate dalla Banca d'Italia veramente ci lasceranno con i capelli dritti, perché non si sono mai visti tanti soldi sui conti correnti. Io credo che ci sia una responsabilità anche da parte della pubblica amministrazione, che è quella di trasferire questo risparmio dai conti correnti alle attività produttive, al mondo dell'economia reale. Però io sto sulla sua domanda, però, nel senso che la sua domanda è: che sfida ci attende? La sfida che ci attende è non replicare finanziamenti e scelte che si possono fare altrove, perché sarebbe immorale in questo momento. Usiamo un'immagine, Sciaoli, mi permetta. Il Recovery Fund, il Recovery Plan, chiamiamolo, non serve per rifare i marciapiedi dei paesi. Corretto, è corretto. O noi pensiamo che col Recovery Fund superiamo le strozzature che l'Italia aveva già prima del Covid, già prima della crisi, e forse così abbiamo una prospettiva di crescita. Se invece pensiamo di utilizzare il Recovery Fund, ed è la seconda cosa che volevo dire, per accontentare qualcuno o per ricercare consenso, credo che faremo davvero sostanzialmente un danno alla nostra economia e soprattutto alle nuove generazioni. Noi dobbiamo rendere complementari tutte le misure di finanziamento che ci dà l'Europa e anche quelle che giustamente ricordava Barbara mette in campo la Regione. Faccio un esempio molto concreto, purtroppo anche di stringente attualità. Finalmente, dopo un po' di polemiche, sulla parte sanitaria, sul recovery si è arrivati a 20 miliardi circa, sulla parte strettamente sanitaria. Quei 20 miliardi per la stragrande maggioranza sono dedicati alle case della comunità e alle case della salute. Quindi attività, tra virgolette, sul territorio, sanità territoriale, che dia risposte ai cittadini e lasciando agli ospedali la parte dell'acuzie, della parte della gravità. Allora, prendiamo subito questa scelta. Quelle risorse ci servono per aprire case della comunità e case della salute sul territorio, per dare risposte di sanità territoriale. Utilizziamo le risorse del Recovery Fund per fare questo, utilizziamo le nostre risorse regionali per migliorare la sanità. Mi faccio essere un po' cattivo con la Zilli. I 733 milioni che avete chiesto su questo terreno nel famoso piano, nelle 5 linee di, magari possiamo anche vederle, vediamo qual è il cartello. 733 milioni non sono un po' troppo pochi per un'attività così importante? No, io ritengo che siano una cifra adeguata rispetto ai tempi che il recovery detta. Quindi il fatto che debbano essere iniziative immediatamente cantierabili e rendicontate nel 2026 comporta la necessità di proporre dei pacchetti di proposte che possiamo effettivamente mettere in campo. Non cattedrali, non idee altissime, ma iniziative concrete. C'è tanto da fare in questa regione, il vicepresidente se ne stava occupando prima della pandemia, poi è stato tutto sospeso per le necessità emergenziali. Vediamo il cartello 4, perché è la linea strategica sulla quale avete allocato, avete chiesto gli investimenti più bassi. Ecco, posso difendere Barbara Zilli io, incredibilmente, in questo momento? Nel senso poi che decidete chi viene a condurre la trasmissione, visto questo ribaltamento di ruoli. Nel senso che secondo me il tema non è metterci più risorse. Noi
ormai il 50% del bilancio di questa regione è sanità, lo sappiamo. Quindi noi ci mettiamo delle risorse regionali importanti. Il tema è proprio quello che diceva lei prima. Se il Recovery Fund mette 20 miliardi per la sanità territoriale, andiamo subito a prenderci quelli. Cioè, chiediamo 733, però poi sulla sanità il Recovery Fund dice case della salute, case della comunità. Mettiamo in campo subito un piano, chiediamo all'assessore Riccardi di preoccuparsi di sanità territoriale, di mettere in campo subito un piano in tal senso e di andare a cercare le risorse che ci sono europee per dare risposte ai cittadini in tal senso. Fermiamoci ancora per pochi istanti e poi cercheremo di concludere il nostro ragionamento e la nostra analisi sul Friuli Venezia Giulia e il Recovery Fund. Recovery Plan, la bozza del governo Draghi che contiene una lunghissima serie di dettagli e che comincia a delineare in maniera precisa come i fondi europei ricadranno sul territorio del Friuli Venezia Giulia. L'assessore Barbara Zilli ha fatto già una prima analisi e ci ha raccontato di una serie di iniziative che hanno trovato spazio, ce ne sono ancora altre. Ma ce ne sono diverse, soprattutto andando a pescare in quelle missioni che riguardano il rilancio del comparto agricolo, il combattere l'abbandono dei territori periferici, cui facevo cenno in precedenza. E quindi tutto questo è legato anche alla transizione verde e alla necessità e opportunità anche alla transizione che ci sarà, digitale, perché appunto anche questo nel nostro territorio è sempre un nodo da sciogliere, una questione irrisolta nella sua completa adozione. Dobbiamo saper cogliere anche questa occasione per rendere fruibili a tutti i servizi in qualsiasi posto della regione ci troviamo, ed è una battaglia di civiltà oltre che di futuro. Sulla logistica, parimenti, c'è un'attenzione particolare alle zone economiche semplificate, alle zone logistiche semplificate. Sono delle occasioni legate alle autorità portuali e in particolare all'area del retroporto. Questo secondo una legislazione europea mutuata dal nostro Paese. C'è la possibilità di avere delle agevolazioni di carattere sia fiscale che burocratico, quindi amministrativo semplificato, se si fa parte di questo perimetro di azione. La nostra ambizione è quella di poter ampliare il più possibile l'area del retroporto, coinvolgendo tutta la zona anche di Cervignano, San Giorgio di Nogaro e l'area produttiva del Consorzio Industriale di Udine e di Osoppo, perché sono inevitabilmente i polmoni che poi vanno ad alimentare, ad ossigenare tutta l'area del porto. E per noi è un sistema integrato, ovviamente complessivo. In una regione piccola come la nostra lo sforzo deve essere finalizzato a questo risultato. Quello che dice l'assessore Zilli trova un riscontro concreto, perché su questo capitolo per tutta l'Italia c'è una previsione di 3 miliardi e 600 milioni di euro. Però voglio andare ancora proprio sul concreto, Sciaurli, perché le migliori università europee ed inglesi hanno fatto un'analisi dell'utilizzo che è stato fatto sui territori dei fondi comunitari ed è stata fatta una previsione di che cosa potrebbe succedere con il Recovery Plan. Hanno individuato degli errori da non commettere, che cosa non bisogna fare, che cosa bisogna fare per avere successo. Ho estrapolato 3 punti sui quali chiedo la vostra opinione. Allora, il primo: i progetti siano coordinati dai ministeri senza il coinvolgimento delle regioni. Secondo punto, guardiamo il cartello 5, perfetto. Ogni progetto sia guidato da una singola persona, senza responsabilità condivise tra più beneficiari e tra più territori. Appena l'ho letto io ho detto, tornano i commissari. Ultimo punto: i progetti siano prenegoziati con i soggetti economici che li dovranno realizzare. Cosa vuol dire? Che le infrastrutture le affidiamo a Rete Ferroviaria Italiana? Che analisi fate di queste indicazioni? Beh, mi pare che l'università sia inglese, no?
Sono tante, la London School ha solo curato la pubblicazione di questo voluminosissimo documento. La mia può sembrare una battuta, ma ci sono ovviamente, e c'è una visione anglosassone ma anche francese di neocentralizzazione delle decisioni. Da sempre, per chi conosce un po' la storia dei progetti europei, sai ad esempio che la Francia, i nostri vicini d'Oltralpe, gestisce a livello assolutamente centrale tutta una serie di programmazioni che noi invece gestiamo a livello regionale, già da anni. I programmi di sviluppo rurale, il Porfes, la Francia li gestisce come Stato, non li demanda alle regioni. Noi, e io ne sono orgoglioso, abbiamo una visione diversa, anche insieme alla Germania, devo dire, molto più legata a una visione federale e molto più legata anche all'ascolto dei territori. E credo che questa sia una cosa che dobbiamo rivendicare in maniera positiva. Detto ciò, capisco alcune di quelle perplessità. Racconto un aneddoto. Io ho un buon rapporto anche amicale da tanti anni con l'ex ministro agli affari europei, Amendola, e adesso sottosegretario agli affari europei. E lui a mo' di battuta mi raccontava, ma sai che c'è un sindaco che mi ha già mandato 25 progetti per il Recovery Fund. Allora noi dobbiamo anche evitare questo. Cioè dobbiamo evitare che qualsiasi sindaco, magari di un piccolo comune piuttosto che di un'area metropolitana, pensi che con il Recovery Fund risolve i suoi problemi, quelli del suo territorio. Il Recovery Fund, come diceva Barbara e come condivido e ribadiva anche lei, è un'occasione storica, ma sarà storica e ci farà uscire da queste difficoltà se riusciamo a renderla strategica. Se le scelte che mettiamo in campo non sono le scelte antagoniste di Udine contro Trieste e neanche se sono le scelte ovviamente di un comune contro un altro. Dobbiamo tenere insieme i territori, evitare clientelismi le comunità, non solo i territori. I territori, le comunità, avere una visione del territorio addirittura che va oltre la nostra regione. Faccio un altro esempio, io l'avevo detto anche al Presidente Zanin, forse anche una riflessione insieme alle nostre regioni contermini rispetto al Recovery Fund, insieme al Veneto, insieme al Trentino Alto Adige, perché ci giochiamo asset strategici del futuro di questo territorio. Zilli, allora, fra i 25 progetti del sindaco amico di Amendola e la centralizzazione immaginata dalle università, c'è un punto di equilibrio diverso? Ed è rappresentato dal principio di sussidiarietà, di cui noi siamo portavalori, e io, guardi, ho imparato una cosa in questa bellissima esperienza politica e istituzionale. Le responsabilità sono diffuse se le decisioni sono condivise. Quindi dove c'è condivisione c'è anche presa in carico di responsabilità da parte degli attori. Noi dobbiamo evitare ovviamente la torre di Babele. Dobbiamo evitare che ognuno tiri l'acqua al suo mulino, dobbiamo avere l'ambizione però di dire che una volta che si è scelto che quella è la direttrice maestra, dove ognuno potrà poi aggiungere progettualità, come abbiamo detto questa sera, interessanti e specifiche per i territori, bene, lì dobbiamo essere tutti attori responsabili di questo cambiamento che ci porterà fuori, io spero, da questa crisi immane. Su quello che dice Zilli, risposta telegrafica, convochiamo in seduta permanente il Consiglio regionale? È questo che io chiedo, io non so che coinvolgimento e che confronti abbia avuto la Giunta regionale, sicuramente li avrà avuti. Io chiedo davvero che il Consiglio regionale faccia la sua parte. È incredibile che noi non abbiamo ancora incontrato le rappresentanze sindacali, le rappresentanze dell'economia, le rappresentanze anche delle amministrazioni locali su un tema come questo. Il Consiglio regionale dovrebbe avere l'orgoglio di essere, come è stato nel 76 dopo il sisma, come è stato anche in passato, motore della ripartenza di questo territorio. Zilli. Innamorata della politica e delle istituzioni come sono, io aspetto l'invito del Presidente Zanin, che ha appunto il bastone della decisione del comando su questo tema, e so appunto, come vi ho detto prima, che già lunedì su questa bozza di piano, che non è ancora definitiva, ci troveremo assieme alle forze politiche in Consiglio regionale per programmare i tavoli di lavoro. Quindi la volontà c'è tutta, spetta ovviamente al Consiglio regionale dettare i tempi e alla Giunta essere pronta e sensibile alle specificità e agli interessi che verranno rappresentati, perché questo del treno del PNR è un primo, sul treno delle riforme e delle possibilità, è il vagone motrice, però poi ci sono tantissimi altri elementi, come abbiamo detto, che potranno avvalorare e costruire un percorso perché questo treno ci porti fuori da questa crisi. Abbiamo tentato di fare un percorso veramente lungo, grazie a Barbara Zilli, grazie a Cristiano Sciaurli. La sintesi, Recovery Plan e noi ci siamo.
il Friuli Venezia Giulia c'è con un protagonismo che fino a questo momento ha avuto un'interlocuzione romana e con il territorio e che oggi deve fare assolutamente un salto di qualità e deve trovare un momento di sintesi. Da questo dibattito è venuto fuori che il momento di sintesi può essere il Consiglio regionale come espressione dell'istituzione più importante del territorio che è la Regione. Grazie e alla prossima appuntamento. Questa trasmissione è stata offerta da Pet Solution.